Vittoria come da pronostico per l'Agrigentina, che è tornata al successo dopo 3 turni. Il malcapitato Favignana ha dovuto arrendersi allo strapotere della squadra di Miciché, che già nella prima mezz'ora era avanti con un poker di reti. Gli agrigentini hanno praticato un calcio essenziale nonostante la buona volontà dei trapanesi, che solo nei primi 10 minuti di gara hanno cercato di tenere testa alla formazione del capoluogo. Poi, complice l'espulsione del portiere per proteste, il Favignana è stato messo al tappeto, ha subito altre 2 marcature chiudendo il primo tempo con un tennistico 6-0, un cenno ai marcatori: apre Pola, poi bissa Gallo sul calcio di punizione, rete di Piazza su azione personale, ancora Gallo e sul finire di frazione marcature di Miciché e Fasone. Nella ripresa ancora una rete agrigentina, quella di Iaria, e marcatura della bandiera per gli ospiti sul calcio di rigore. È stato un valido test per la formazione del capoluogo, che mantiene posizioni interessanti in classifica nonostante il rallentamento delle ultime giornate. Quella contro il Favignana è stata la prima vittoria del 2011 e domenica gran derby ad Aragona contro una formazione in netta ripresa.